Allora, adesso chiamo Titta Fazio come medico, ma anche rappresentante di CISA, che nel suo paese arziniano penso abbia fatto moltissimo, tra cui per aver partecipato anche alle scuole, eccetera, eccetera. A te. Buongiorno. Praticamente io penso che questo processo, arrivato adesso finalmente alla fase battimentale, segna una tappa importantissima, insperata, e come importantissimo questo convegno qui di tanti attivisti, di tante persone che non è la prima volta che vengono, ma hanno accompagnato per anni questa lotta. Essere arrivati a questo punto però ci deve fare sentire che si deve fare anche un salto di qualità. Finora abbiamo fatto un processo contro i dirigenti della Miteni, però sappiamo che ci sono gravissime responsabilità anche da altre parti. Quello che è successo non sarebbe dovuto succedere se chi ha la responsabilità della guida di questa regione avesse fatto quello che andava fatto. Perché questo è il salto che si deve fare, perché al contrario di quanto si sperava, ci è stato impedito di praticare la prevenzione alle persone, a tutti i cittadini del Veneto. Non è stato fatto nessuna prevenzione contro il dilagare dei FAS dappertutto, dando licenze di aprire trattamenti di fanghi anche in zone dove non esistevano, ed ora in quelle zone ci sono i FAS. È stato autorizzato e nessuno si preoccupa dei plinti della famosa pedemontana che sono stati fatti con un cemento a presa rapida che tutti sanno contiene tantissimi FAS, e ha distrutto e cancellato zone che erano ancora immuni da questa sostanza. Queste cose vanno dette, altrimenti il nostro incontro sarebbe un incontro ipocrita. E diciamo che a livello delle persone è stato vietato di poter fare le analisi a tutti i cittadini del Veneto, tranne quelli che abitano nella zona rossa. E le analisi del sangue per chi deve fare un bambino, una donna che aspetta un bambino, sono fondamentali, precondizioni per curare eventualmente quello che può succedere al feto. Sappiamo che purtroppo queste molecole provocano la poliabortività. Conosco tanti miei pazienti che hanno abortito senza sapere perché. Il medico diceva: lei signora sta benissimo, vedrà che bel bambino che farà. Ma al quarto mese questa donna, che era sanissima, abortiva e soffriva. E i bambini sappiamo che hanno subito delle conseguenze, i bambini nati da madri con tanti FAS nel sangue. Ma tuttora nel Veneto non è consentito praticare l'esame del sangue, e io mi meraviglio anche dell'ordine dei medici che non dice niente, perché non si può consentire a queste cose qui. Bisogna dire la dignità del medico è quella di fare tutti gli esami possibili per aiutare il paziente. Ce lo dice il giuramento di Ippocrate. E allora queste sono la prevenzione è fondamentale. E il primo passo della prevenzione è appunto la possibilità di sapere se abbiamo o non abbiamo, e dare la possibilità al medico di famiglia e a tutti gli altri che sono coinvolti di poter prescrivere questi esami, e non pagando 90 euro a persona, ma gratuitamente, perché si tratta di trattamenti necessari alla salute dei cittadini del Veneto. E ancora, la prevenzione prevede che se una persona scopre, purtroppo una persona che ha già delle patologie derivate da queste sostanze, scopre di avere il sangue pieno di queste FAS, FO, eccetera, dovrebbe evitare naturalmente di bere l'acqua inquinata dai FAS, e dovrebbe evitare di mangiare i cibi che sono inquinati dai FAS. Ma ognuno di voi dove fa la spesa ogni giorno?
per sapere che sta comprando dei cibi senza FAS. Dopo 12 anni che siamo qui, non è stato fatto nulla per creare delle filiere alimentari che garantissero la salute. Una donna che aspetta un bambino non può fare una dieta senza FAS. Alla cieca va così, non solo non sa cosa c'ha nel sangue, ma non può nemmeno mangiare cibi sicuramente privi di FAS. E qui ci sono responsabilità fortissime da parte di chi governa la regione, perché non si può lasciare in 12 anni, il cittadino in balia di se stesso senza avere nessuna possibilità di effettuare la minima prevenzione alimentare e di altri generi. E allora io vi dico, questa che è stata la prima tappa importantissima e per fortuna fruttuosa della battaglia contro i FAS, che non è finita, deve diventare il trampolino di lancio per realizzare quei diritti che hanno i cittadini, il diritto alla salute, sconfiggendo una pratica che ha impedito che si facesse fino ad oggi la prevenzione di ognuno di noi. Grazie.